splendida cornice dell'Ateneo Veneto che ci ospita anche quest'oggi per una iniziativa che vede la collaborazione di numerosi colleghi, numerosi professionisti, appartenenti anche proprio a diverse professionalità, medici, psicologi, infermieri, volontari, tutti insieme per tentare di chiederci insieme, tentare di costruire delle possibili risposte ad una domanda dal forte potere evocativo ed esistenziale, no? Che rappresenta il titolo di questo evento. Io vi porto i saluti del Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, Alessandro Le Carlo, che per sopraggiunti impegni istituzionali si trova al Consiglio nazionale e che quindi mi ha chiesto di poter aprire insieme al collega Giovanni Leone, Presidente dell'Ordine Medici di Venezia, questa nostra giornata. L'importanza che ritengo rivesta un'iniziativa come questa è legata fondamentalmente alle origini che l'hanno vista crescere attraverso una coprogettazione intorno al tavolo, esattamente nello stesso stile che poi si è tradotto nel titolo che apre il convegno. Quindi il fatto che dei professionisti che quotidianamente sono impegnati ad accompagnare i propri pazienti in un percorso di fine vita non partono dalle risposte che vengono dalla quotidianità, ma partono dall'interrogarsi. Quindi la sfida di oggi era quella di aprire ad un confronto di tipo, mi sentirei di dire, antropologico e umanistico, e insieme declinare nella prassi e nella quotidianità quanto queste domande evocano in tutti noi. L'importanza di questa iniziativa sta dunque per noi nel proseguire un percorso che ormai da qualche anno abbiamo iniziato di collaborazione e di lavoro insieme. La forza, credo anche della presenza numerosa qui oggi, sta proprio nel mettere insieme le specifiche competenze. Inoltre la sfida, poi non porto via ulteriore spazio di tempo importante, l'ulteriore sfida sarà quella di sfidare metodologicamente questo tema. L'ipotesi è un'ipotesi di lavoro che ci vuole vedere lavorare insieme durante questa giornata, una training on the job, quindi non tanto un'idea di formazione che abbiamo condiviso con i colleghi medici, non tanto un'idea di formazione staccata dai luoghi di lavoro, ma una formazione che ci porta ad un confronto diretto. Quindi io auguro veramente a tutti voi una buona giornata, ma soprattutto, anche se oggi in questo momento quantomeno ci troviamo seduti, di viverla con quel spirito, insomma, no? Di azione che però non ci toglie, visto che abbiamo il tempo, lo spazio della riflessione. Quindi grazie, auguro un buon lavoro a tutti voi e passo la parola al Giovanni Leoni. Buongiorno a tutti, vi saluto qui dall'Ateneo Veneto, è sempre un gran piacere partecipare con i colleghi dell'Ordine degli Psicologi del Veneto a queste riunioni multidisciplinari e pluri-intellettuali. Mi siedo perché devo riassumere 2 o 3 posizioni e devo ringraziare le autorità presenti, in primis il Comune di Venezia con l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, che non manca di portare il suo impegno, la sua costante partecipazione a tutti quanti quelli che sono gli eventi che hanno come interesse principalmente la salute e la vita dei cittadini.
e poi le autorità collegate come il dottor Onofre Lamanna in rappresentanza della AS3, il dottor Filippi in rappresentanza dell'AS4, direttore sanitario rispettivamente dei 2 servizi sociali, e naturalmente il presidente del collegio degli infermieri Luigino Schiavon, che ha una rappresentanza di una professione che si integra perfettamente in quello che è l'assistenza ai pazienti, alla persona, con quella ovviamente dei medici e dei psicologi. È una sinergia tra intellettuali e il fine vita è una realtà per tutti noi, non è solo un tema di un congresso, è una vita, un problema che dopo ci tocca sia a livello personale sia a livello professionale. Quelli che scelgono per professione l'assistenza al paziente morente, che può essere l'oncologico, ma può anche essere lo scompenssato cardiaco, l'insufficienza respiratoria, che magari occupano i giornali meno del neurologico, che ricorre più facilmente, è una posizione difficile. È un'oscillazione tra riflessioni che possono essere intime o condivise, ma anche un'analisi di procedure e anche i naturali processi di rimozione o delusione dell'argomento, perché non è un argomento simpatico da considerare. La depressione quindi è dietro l'angolo in tutti quanti quelli che sono gli operatori che rivolgono la propria attenzione a questa particolare branca della medicina, però dobbiamo contrastarla sul piano della razionalità. Per fortuna che esistono persone di questo tipo. Volevo anche portarvi il saluto del dottor Maurizio Scassola, che è vicepresidente della FNOM CEO, past president per tanti anni dell'Ordine dei Medici, che al momento a Torino è impegnato in un altro congresso, ma che porta il saluto della federazione e anche il rimando di questa nostra giornata, che è sul sito della federazione nazionale. Concludo questa mia introduzione con la risposta che abbiamo fatto io alla dottoressa Ornella Mancini, che è la presidente della fondazione Ars Medica, che insieme alla dottoressa Laura Del Corso, per quanto riguarda gli ordini di psicologi, poi presenteranno loro tutti quanti i collaboratori, hanno la responsabilità, l'onore e l'onere di aver organizzato questo congresso, frutto di mesi di incontri e di studi presso l'Ordine di Venezia tra multiple personalità di ambo gli ordini, che poi alla fine hanno fatto la vera e propria produzione scientifica di questo convegno, che ringrazio assolutamente. Vostra Eccellenza, a nome del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Venezia, della sua fondazione Ars Medica, dell'Ordine degli Psicologi, consapevoli dei suoi impegni, la ringraziamo sentitamente per la sua vicinanza spirituale all'evento intitolato Quando si muore soli, che si terrà il 6 maggio a Venezia presso l'Ateneo Veneto. In qualità di Presidente dell'Ordine sarà per me un grande onore condividere con i partecipanti le sue riflessioni, che si inseriscono perfettamente in questo momento formativo destinato alle categorie sanitarie che per indirizzo specifico si confrontano con il mistero della morte. Grazie per averci inviato la sua visione di progetto, che estende il concetto di accompagnamento alla famiglia e dalla comunità di cui fa parte il paziente morente. Penseremo alle sue parole e al loro compito di affrontare ogni giorno, come operatori dedicati a vario titolo, l'assistenza a persone a cui rimane poco da vivere e molto da soffrire. Non è un convegno facile, ma speriamo sia utile per chiarire alcuni aspetti, forse trovare le risposte, sicuramente migliorare consapevolezza e decisione per ripartire ogni giorno, ognuno nel suo ruolo, vicino ai meno fortunati. E gradita l'occasione per porgere il nostro ossequio. E con questo passo la parola all'assessore Venturini del Comune di Venezia. Grazie Presidente Leoni, buongiorno a tutti. Un saluto davvero di cuore a questa importante assemblea, a questo importante convegno. Io cercherò di non portare via troppo tempo ai relatori, perché vedo un programma particolarmente nutrito e dei temi particolarmente importanti. Quando si muore soli racchiude in sé una domanda, ma è anche una sfida, può essere anche letta come una critica,
a come anche nel nostro paese alle volte si muore soli in alcune circostanze e come invece la sfida sta nel riuscire, attraverso un'alleanza che coinvolge tutti, a non far più morire solo nessuno. Ed è una sfida importante ed è un convegno inedito, perché si parla molto delle varie malattie, si parla molto degli aspetti psicologici, ma raramente si parla di morte a un convegno. E averlo fatto dimostra tutta l'attenzione che queste professioni veneziane investono nei temi che riguardano la città. In particolare il percorso che stanno facendo insieme medici e psicologi, quello degli infermieri, è un percorso di offerta alla città di occasioni come questa, occasioni sempre più importanti, sempre più di alto livello, e per questo devo ringraziare in particolare il Presidente Leoni e gli psicologi, porti saluti anche al Presidente e lo ringrazio anche da parte del Comune di Venezia. La sfida riguarda sia le professioni, ma riguarda anche le istituzioni, riguarda il legislatore, riguarda le aziende sanitarie, riguarda il mondo del volontariato. Vedo che giustamente avete coinvolto l'Avapo e tutto quel mondo che supplisce a dei vuoti che il nostro paese, così come è configurato, non riesce a dare, ma solo il volontariato e solo il mondo di chi ha una spinta in più può riuscire a dare. E da questa alleanza, che nasce insomma tanto tempo fa, ma deve continuare a crescere, e solo con questa alleanza possiamo far sì che ci sia dignità nelle persone anche negli ultimi momenti. Dobbiamo rendere e offrire dignità, sicurezza, tranquillità anche negli ultimi istanti, supportare la famiglia, supportare le reti familiari e offrire a ciascuno anche negli ultimi momenti una dimensione tranquilla, serena. E per farlo serve appunto non solo un approccio medico, che è fondamentale evidentemente, ma anche un approccio psicologico, un approccio anche delle istituzioni e un approccio del volontariato che riesce a colmare quei buchi che altrimenti nessuno colmerebbe. E quindi in questo convegno vedo tutto il mondo che in qualche modo ha a che fare con gli ultimi momenti delle persone, e da queste persone, da questi enti, da questi soggetti, e solo da questi soggetti può arrivare una risposta ancora più forte. Quindi nel ringraziare tutti per l'occasione offerta oggi, nel confermare l'importante collaborazione che come Comune abbiamo instaurato con l'Ordine e con gli ordini, perché siamo convinti che da soli non si vada da nessuna parte, ma insieme si vada molto più distante. E auguro a tutti un buon convegno e una buona giornata. Grazie. Grazie Assessore. Ora la parola a Luigino Schiavoni, Presidente del Collegio IPASI. Grazie, ringrazio l'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Psicologi, ringrazio soprattutto voi, porto i saluti degli infermieri, ma mi pare abbastanza ovvio e scontato. Volevo dare solo un piccolo contributo. Non da molto tempo è stata inserita la palliazione come concetto professionale, non solo per gli infermieri ma anche per altre professioni, perché la palliazione in qualche modo è la sconfitta di una medicina che era che celebrava la guarigione, la morte, e la palliazione è la sconfitta della guarigione, cioè la serie non possiamo fare altro. Ed affrontare questi temi significa riconoscere che la morte ha diritto di cittadinanza anche nei nostri convegni. E rispetto a questo, rispetto al quando si muore soli, mi viene come dire un'immagine, una metafora presente, ma non è una metafora, è la logica del paravento. Quando si muore in ospedale quando sta morendo una persona, si mette un paravento quasi a nascondere un evento, a stigmatizzarlo come cosa altra, diversa, comunque non parte di un processo. Invece la morte è un processo e il paravento serve a nascondere un evento ritenuto sfavorevole, non solo per chi lo vive in quel momento, non solo per i pazienti che in quel momento si trova rinchiuso dentro un paravento, un carcere che si chiama paravento. Io credo che quel paravento vada tolto, soprattutto in termini culturali, e vada affrontata la morte non come evento, ma che vada affrontata la morte come percorso. E faccio, do una lettura burocratica: gli interventi previsti post mortem non vengono registrati da nessuna parte, ovvero l'accompagnamento al lutto di chi vive e subisce la morte in termini affettivi non viene considerato da parte del sistema un evento che invece è fondamentale per la salute di chi rimane. Credo quindi, proprio nel considerare la morte come un percorso che coinvolge tutti gli operatori, però vada data una cittadinanza alla morte come evento, ma vada data soprattutto cittadinanza e valorizzazione della morte come opportunità di affrontare il tema assieme a tutti. Grazie.
Passo la parola al direttore sanitario aziendale della Ustra Serenissima, dottor Onofre Lamanna. Sì, io chiaramente porto i saluti e l'espressione di vicinanza del nostro direttore generale, del dottor Darbeni. Allora, mi è stato chiesto che cosa ne pensavo da una giornalista presente in sala di questo convegno. Allora, io non porto assolutamente contributi a livello personale perché ho un ruolo istituzionale, quindi quello che posso dire è che questo è un convegno che affronta dei problemi che sono ormai sul tavolo da molti anni, da troppi anni, e la vicinanza alla morte è sicuramente una cosa che riguarda gli operatori sanitari. Secondo me si muore ancora troppo in ospedale. Qualche anno fa avevo fatto una ricerca a livello personale, cioè nella terraferma veneziana morivano 1000 persone in ospedale e 400 fuori dall'ospedale all'anno. Quindi in ospedale si è soli, non si è soli, siamo bravi ad accompagnare la morte. Io credo che negli ospedali chi ci lavora effettivamente sente come proprio il dovere di accompagnare alla morte il malato. Però, questa è una mia personale convinzione, non è il posto più idoneo per il fine vita, assolutamente. Però questo chiaramente è un problema culturale. Ci sono popolazioni, in Svizzera la morale calvinista considera quasi deplorevole per le famiglie il fatto che si faccia morire un familiare in un ospedale, e quindi i malati vengono portati a casa prima del decesso. Da noi questo per tanti motivi non avviene, non perché le nostre famiglie o i nostri figli o nipoti non siano bravi, non siano buoni. Le motivazioni sono tantissime, sono anche motivazioni di ordine pratico. Quindi quello che gira intorno a questo problema effettivamente è anche un problema, diciamo, che esula da quelle che sono le cose che possiamo fare noi come operatori sanitari. Mi è stato anche chiesto che cosa ne pensavo del suicidio assistito. Allora, io non posso esprimere in questa sede una mia opinione personale, ma esprimo quella che è una posizione istituzionale. Il suicidio assistito non è previsto dal codice deontologico, quindi è quello che può rispondere un medico e che deve rispondere un medico su un argomento di questo tipo. Il codice deontologico chiaramente deve ispirare le azioni di tutti gli iscritti all'ordine. Questo riguarda anche chiaramente le altre professioni sanitarie. Le cose possono cambiare, però devono seguire un percorso. Comunque non sono iniziative che possono essere prese a livello individuale, a livello personale. Auguro buon lavoro a tutti. Ora la parola al dottor Mauro Filippi, direttore dei servizi sociali ULS 4 Veneto Orientale. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e volevo fare i complimenti per il tema scelto, un tema difficile ma di grande attualità e grande interesse sul piano professionale, etico e deontologico. Leggendo i contenuti del convegno mi è venuta in mente una recensione di un libro di qualche anno fa, Morti favolose degli antichi, una recensione di Lino Bandi che vi leggo, sono solo alcune righe, che mi sembrava assolutamente pertinente. L'uomo moderno non ha con la morte nessun rapporto costruttivo, la trascura, ne è soggezione, sa solo subirla e preferisce, quando viene il momento, lasciarla in mano ai professionisti. Conclude la recensione. La morte lo coglie con tutte le cerimonie esterne ben predisposte, ma senza nessuna preparazione interiore. Credo che quello che un po' ha detto anche il dottor Lamanna, condivido, c'è in questi anni
la ricerca nell'allontanare la morte, questo evento, allontanarla nel tempo ma anche nei luoghi. Si muore sempre più tardi, guadagniamo anni alla vita, li sottraiamo alla morte, ma si muore anche sempre più lontano, no? Nei luoghi di ricovero, nelle case di riposo, quasi che la morte, soprattutto nella nostra cultura occidentale, fosse temuta, fosse uno spauracchio, quando invece dovrebbe essere un evento all'interno del percorso della vita. Devo anche dire che sì, così come spesso l'uomo vive da solo, pur essendo circondato da tante persone, anche muore da solo, pur avendo tante persone in quel momento attorno a sé. Quindi non è una questione di quantità o di presenza fisica, ma di rapporto con la persona che sta morendo, visto dal punto di vista della persona che la vive. Ecco, però sono temi che credo che i nostri relatori sapranno bene affrontare e sui quali ci sarà modo di riflettere. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti. Mi permetto di ringraziare il dottor Lamanna, che potrebbe essere un perfetto presidente dell'Ordine dei Medici, perché ha detto delle cose assolutamente condivisibili. E passo un attimo la parola al dottor Poles, che è il neo responsabile della società di cure palliative a livello Regione Veneto. Sì, allora io porto un po' i saluti del direttivo della SCP Regione Veneto per questo evento, che è sicuramente un evento estremamente importante, anche perché vede diciamo così, un incontro multidisciplinare tra professioni che comunque ragionano sulle stesse tematiche e che credo in qualche modo possono dare un contributo fondamentale. Mi permetto solo di dire due cose. Oggi siamo in un momento epocale, se vogliamo, nel senso che le discussioni o quello che si farà in prospettiva per quanto riguarda anche dal punto di vista politico diciamo così, quelle che sono le prospettive per quanto riguarda il fine vita, lo vedete tutti i giorni, lo toccate con mano, sono diciamo così, sui mezzi stampa e di comunicazione ormai in modo molto molto pressante. Io credo che noi come professionisti la prima cosa che dobbiamo fare è testimoniare quello che viviamo costantemente in queste realtà. Le cure palliative ne sono un esempio grandissimo. Le cure palliative forse sono proprio la risposta a quando si muore soli, forse no, se c'è una rete di relazioni e di persone che danno una risposta ai tuoi bisogni, che sono sicuramente bisogni che necessitano di una risposta in termini di competenza tecnica, ma che sviluppano tutto un insieme, una serie di relazioni fortemente umane all'interno delle quali le persone non devono e non possono sentirsi sole. Altrimenti anche le soluzioni estreme, le soluzioni estreme sono forse quasi la logica conseguenza di qualcosa che manca. Quindi l'invito che come SCP regionale penso si possa fare, ma anche che faccio personalmente come persona che da 27 anni lavora in quest'ambito, è quello di metterci la professionalità, la motivazione e anche quella dimensione fortemente umana che caratterizza le nostre professioni. A questo punto capite bene che il concetto, quando non si può più guarire, si può ancora curare, diventa un concetto forte che dobbiamo portare a casa sostanzialmente tutti i giorni. Grazie, buon proseguimento e avanti. Sì.